Il giusto equilibrio tra mente e corpo. Conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplicimail@gmail.com. Oggi vorrei parlarvi di un concetto fondamentale: curare è depurare. Se la natura profonda delle malattie è caratterizzata dalla presenza nell'organismo di sostanze indesiderabili, la malattia, con tutti i suoi sintomi, traduce gli sforzi del corpo per liberarsi da queste tossine. Ora andiamo a vedere quello che è il concetto della pratica dei drenaggi. I drenaggi sono mezzi che ci aiutano a ripulire il nostro organismo, in conformità con il detto di Ippocrate che diceva: la medicina è l'arte di imitare i procedimenti curativi della natura. Il drenaggio consiste nello stimolare il lavoro di filtrazione del sangue e di eliminazione delle tossine attraverso i diversi organi emuntori di cui il corpo dispone e che abbiamo visto anche in precedenza. Comunque, sappiate che gli emuntori sono le vie indispensabili attraverso le quali si può attenuare il drenaggio. Cioè, in questo tipo di cura, tutti gli sforzi convergono sugli emuntori e mirano a ristabilire le eliminazioni normali se queste fossero insufficienti, o meglio, ad accrescere questa eliminazione durante un certo periodo per recuperare il ritardo. Prima di procedere, vi faccio una domanda. Vi ricordate gli organi emuntori? Spesso noi, quando facciamo la riflessologia plantare, andiamo spessissimo a parlare degli emuntori, perché nella riflessologia gli emuntori sono fondamentali, perché la riflessologia plantare, per fare in modo di far ristabilire l'equilibrio psicofisico della persona, deve continuare a buttare fuori tramite questi spazzini che sono gli emuntori le scorie. Quindi, tornando al nostro discorso, dovete sapere che dapprima è l'emuntorio stesso che, stimolato da mezzi di drenaggio, quindi in questo caso la riflessologia, si ripulisce di tutte le scorie che stagnano nei suoi tessuti e vanno a incrostare quello che è il suo filtro. Una volta che viene ripulito, l'emuntorio ridiventa capace di filtrare correttamente il sangue. Questo, a sua volta, potrà spazzar via le tossine accumulate nei tessuti profondi da esso, che sono irrorati, per trasportarle quindi verso gli organi emuntori. Un drenaggio è perciò caratterizzato da un aumento della eliminazione di scorie attraverso gli emuntori, e questa aumentata eliminazione deve essere visibile alla persona che si sottopone al trattamento. I materiali evacuati dall'intestino sono più abbondanti, oppure l'evacuazione potrebbe risultare più regolare. Le urine assumono un colore più marcato perché? Perché si vanno a caricare di scorie e soprattutto aumentano di quantità, e la pelle traspira copiosamente. E concludiamo con le vie respiratorie che si liberano dalle sostanze colloidali che li ingombrano. Cioè, in sostanza, tramite un massaggio riflessologico si va a non solo, ma anche quello del linfodrenaggio, quindi riflessologico, linfodrenaggio, ma anche il bagno turco, permette quindi di andare a attivare tutti i 5 organi emuntori che abbiamo parlato fino adesso, in modo da andare a ristabilire la loro proprietà corretta di filtro. A questa eliminazione visibile corrisponde una diminuzione del livello di tossine contenute nei tessuti. Il terreno ridiventa pulito
e di conseguenza migliorano le condizioni generali. Le turbe morbose diminuiscono e progressivamente scompaiono. Naturalmente la possibilità di guarigione dipende dall'entità dei danni, purtroppo già provocati agli organi dalle scorie, e anche dalla capacità di rigenerazione di questi. Due altri importanti fattori da prendere in considerazione sono l'efficacia e la durata della cura. Quindi l'efficacia del drenaggio dipende dalla sua intensità. Le dosi dei mezzi di drenaggio devono quindi essere ben regolate, non troppo bassa perché la stimolazione dell'eliminazione non sia troppo ridotta e non si ottengano quindi alcun risultato, ma anche non troppo elevata perché l'organismo non abbia poi a esaurirsi e gli emuntori a essere danneggiati da un afflusso troppo imponente di tossine. L'ottimo del dosaggio è perciò quello di collocare fra questi due estremi. Varia da organismo, certo a organismo, e non esistono regole matematiche capaci di definirlo. Ognuno deve saper trovare il dosaggio che gli si adatta, cominciando prima di tutto con dose piccole e aumentandone progressivamente. Cominciare con dosi forti per poi ridurle è un approccio sbagliato, poiché le dosi forti esauriscono e scombussolano l'organismo, così che diventa poi più difficile vedere quale sia la sua reazione autentica a contatto con questi mezzi drenanti. E anche la durata della cura ha un'importanza fondamentale, perché il processo di ripultura provocato da questi mezzi di drenaggio è un processo fisiologico, ha effetto profondo solo a lunghi termini. Il corpo non può svuotarsi bruscamente di tutte le tossine. Al contrario, queste vengono estratte dal sangue e dai tessuti poco a poco. Perciò una cura per essere efficace deve prolungarsi per settimane o forse anche per mesi, a secondo appunto dei casi. Dovrà essere ripetuta più volte, magari anche nel corso dell'anno. Quindi gli emuntori non debbono essere necessariamente stimolati tutti nello stesso momento. Quando i drenaggi sono praticati per la prima volta è anzi preferibile stimolarne uno solo alla volta per evitare di disperdere le forze dall'organismo. Quindi si sceglie quello che gli emuntori si addice di più e che si è dimostrato più carente. Altra soluzione invece consiste nello stimolarli secondo l'ordine di importanza, quindi il fegato, l'intestino, i reni, la pelle, i polmoni. Questa regola di prudenza è di progressione tanto più valida quanto più la persona che sta per applicarla è intossicata. Quindi se sarà una divoratrice di carne, soggetto a rimpiazzarsi magari di medicinali, eccetera, e quindi è sempre l'operatore che dovrà constatare quale che sa il meglio per determinate persone. Con questo è tutto. Spero che l'argomento sia stato di vostro interesse. Noi come al solito cerchiamo di farvelo il più semplice possibile in modo tale che sia alla portata di tutti, nel senso anche di coloro che non sono all'interno proprio del mestiere. L'appuntamento è per la settimana prossima e grazie per averci ascoltato. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplici-mail@gmail.com. Avete ascoltato? Lo sapevate che? Omar dropped it. Ciao a tutti amici, oggi andiamo a fare un'altra delucidazione di quella che potrebbero essere le truffe online. Infatti oggi voglio parlarvi di una truffa molto, molto comune che circola online, che è quella dei finti
tecnici. Vedete, questi truffatori sono molto bravi a ingannare le persone, quindi è importante sapere come proteggersi e anche come evitarle. Immaginatevi questa scena: il telefono squilla e dall'altra parte c'è una voce gentile che si presenta come un tecnico di una famosa azienda di computer, potrebbe essere Apple, Microsoft, HP, quello che volete. Vi dice che il vostro computer è stato infettato da un virus molto pericoloso e che ha bisogno di accedere al vostro dispositivo anche in remoto per risolvere il problema. Naturalmente, se non siete molto pratici, è naturale farsi prendere dal panico e molti di noi darebbero il loro accesso senza pensarci 2 volte, magari perché siete spaventati che magari l'amico o il fidanzato sa che non siete molto esperti, quindi avete paura di aver combinato un danno e quindi questa telefonata sembra quasi provvidenziale e date tutte le vostre credenziali al truffatore. Però è qui la trappola. Una volta che il truffatore ha accesso al vostro computer, può fare di tutto. Può rubare i vostri dati personali, quindi anche carte di credito e tutto quanto, installarvi dei programmi dannosi o addirittura bloccare il vostro dispositivo chiedendovi un riscatto in soldi. Quindi come ci si può difendere da questi truffatori? Beh, non fidatevi mai delle chiamate e dei messaggi inaspettati. Cioè, le aziende di supporto tecnico non vi contatteranno mai direttamente per segnalarvi un problema. Al massimo sarete voi che, se telefonerete a Microsoft e ad Apple o alla stessa Amazon, verrete richiamati voi, ma dopo una vostra richiesta. Non date mai accesso remoto al vostro computer a sconosciuti. Nessuno ha bisogno di accedere al vostro dispositivo per risolvere problemi che voi stessi non avete segnalato. È differente se invece voi abitate in campagna e avete acquistato un computer a Milano. Se telefonate al negozio, il negozio vi chiede se in remoto può risolvervi il problema, quindi tramite internet da Milano entrano nel vostro computer con voi lì presente, ma dopo una comunicazione, allora questo lo si può accettare, ma di spontanea volontà nessuno vi verrà a chiedere una cosa del genere. Poi verificate sempre l'identità del tecnico. Se avete dubbi, contattate direttamente l'azienda tramite i canali ufficiali e installate sempre un buon antivirus e maggiormente tenetelo sempre aggiornato, perché un software di sicurezza affidabile può proteggervi da virus e malware. E poi siate cauti con i pop-up, cioè non cliccate mai sui messaggi che vi avvisano che avete il computer infetto, soprattutto se provengono da siti web sconosciuti, o magari possono esserci anche dei finti pop-up dove parlano magari di McAfee o Panda Antivirus dicendo è stato rilevato un virus nel vostro computer, quindi occorre installare. Lasciate perdere. Quindi installate, se non siete capaci chiedetelo a un amico o in famiglia, di installare delle estensioni dei browser che faranno in modo di evitarvi questa seccatura. Quindi ricordate, la prevenzione è sempre la migliore arma contro le truffe online. Siate sempre vigili e non date mai e poi mai informazioni personali o finanziarie a persone che non conoscete. Se avete dubbi, parlatene con un adulto di fiducia, nel caso foste dei ragazzi, oppure contattate delle autorità competenti se siete degli adulti. Però ricordatevi, prestate sempre attenzione nel caso in cui cliccate qualcosa di sbagliato, ma un buon alleato è sempre un ottimo antivirus. Grazie come sempre per essere rimasti in mia compagnia. L'appuntamento è per la settimana prossima, dove cercheremo di tenervi aggiornati per le eventuali truffe che stanno spopolando il web e anche come proteggervi. Alla prossima. Omar dropped it.